Oggi inauguriamo una nuova impresa educativa sempre, perché a Parco Baleno facciamo educazione ambientale. Ci vogliamo rivolgere all'argomento della salute e della produzione del cibo biodiverso, chiamiamolo così, perché è il cibo che viene prodotto in una maniera rispettosa rispetto alle esigenze dell'ambiente. Quindi abbiamo chiamato a raccolta tutti i soggetti che sono coinvolti in questo argomento, chi produce, chi vende, chi trasforma, chi prepara il cibo, in modo tale da offrire ai cittadini la possibilità di venire a conoscenza di quali sono i soggetti che fanno agricoltura e mettono a disposizione cibo di qualità nell'ambito locale. Un'opportunità del cittadino di essere consapevole di chi sono gli attori di un'agricoltura sostenibile e quindi chi concorre veramente con le scelte che ha fatto ad una visione di futuro migliore. L'attività principale non è tanto quella della vendita, ma è quella di dare informazioni all'utente, al consumatore, al cittadino. Per cui abbiamo anche inventato una formula originale che è quella delle due sedie. Ci saranno due sedie, una blu e una rossa. Chi si siederà su quella rossa darà il segnale davanti ad ogni stand, ci sono queste coppie di sedie, darà il segnale diciamo così, all'espositore di sedersi su quella blu e raccontare le proprie cose. Quindi una forma di incentivazione di una comunicazione conviviale, perché credo che sia il clima che noi preferiamo a Parco Baleno e che mette anche nelle condizioni di scambiarsi le informazioni sincere. Oggi abbiamo interpretato con la fantasia dei bambini un classico dell'orticoltura, la bomba di semi. La bomba di semi non è altro che un involucro di creta riempito di terra e semi che poi lanciato andrà a germinare dove si vuole. Ma perché abbiamo interpretato questa bomba? Perché ai bambini il termine bomba non piaceva molto, quindi da una bomba diventano mele. Basta usare un pennello, colorare, apporre una piccola fogliolina ed ecco qua che abbiamo una bellissima mela di semi. Oggi proponiamo un laboratorio a Parco Baleno che si chiama Il gusto dell'inganno. I ragazzi dovranno riconoscere, utilizzando l'olfatto, diverse spezie e collocarli sulle immagini corrette. Proponiamo anche altre attività dove vengono utilizzati altri sensi. Durante tutta la giornata, dalla mattina fino a sera, ogni mezz'ora ci sarà l'approfondimento di un argomento particolare e sono sono relazioni che dureranno circa un quarto d'ora, 20 minuti, in modo da non essere stancanti, però svilupperanno degli argomenti così originali e degli approfondimenti che possono essere utili. Ne dico uno tra tutti. Ci sarà un intervento unicamente incentrato sull'importanza e l'uso della zappa nella cultura dell'orto.